Era il 2019 quando fu fatta la prima manifestazione sportiva, la prima gara per giovanissimi presso il ciclodromo Alfredo Martini di Ponte Bugianese. Noi vi diamo il benvenuto da questo impianto nel comune proprio di Ponte Bugianese, nella frazione di Albinatico, per una giornata che sarà dedicata al ciclismo giovanile, dalla categoria esordienti alla categoria allievi, per il trofeo Società Pistoiesi, in ricordo delle persone che hanno lasciato un segno nel ciclismo. Il ciclismo è uno sport che ha una memoria lunghissima e oggi si ricorda Ivano Landi, Saro Coppini e Maurizio Poltri, tre ovviamente persone che hanno dato tanto al ciclismo, ma soprattutto si ricorda Piero Pratesi. Le maglie dei campioni provinciali, perché sarà anche campionato provinciale questa prova odierna, e soprattutto, come detto, un ricordo che per Piero Pratesi verrà osservato il minuto di silenzio come in tutta Italia. Il motociclista dei motociclisti pistoiesi per noi non era solo un motociclista, ma è stato un dirigente per quello che riguarda la Giusfredi Ciclismo, dirigente anche del Claudia, dove per anni dove ha corso una delle figlie, Eleonora, e per noi ovviamente era uno che faceva parte della famiglia del ciclismo, e come è stato detto anche da parte della famiglia, ci manca già e ci mancherà sicuramente, per la persona che era, sempre con il sorriso, sempre amichevole, ma una parola fuori posto. Veramente ha fatto sempre molto queste persone, e i motociclisti, e questo è il motociclisti pistoiesi, ma comunque la scorta tecnica che alle corse sono gli angeli custodi, li abbiamo definiti così durante le gare. Le operazioni del pre-gara, stiamo vedendo la misurazione dei rapporti per quello che riguarda la categoria degli studenti del primo anno, con Maurizio Colligiani, che sarà il componente per la giuria, con il presidente. Intanto il minuto di silenzio osservato proprio per Piero. Simone Lamanda fischia e un grande applauso si leva verso il cielo, con la famiglia in primo piano, Valentina, Roberta ed Eleonora lì davanti, con il comitato schierato, ovvero il presidente Luca Menichetti, Federico Michele, Gaia Passerini vicepresidenti, Andrea Di Aiuti, il sindaco Tesi di Ponte Bugianese e l'assessore Rosellini erano presenti a questo momento, e anche Brunello Fanini, che è tra l'altro sponsor di quest'oggi, con Alessandro Beccherucci anche lì davanti. Un minuto di silenzio, dicevamo, della giuria, componente Maurizio Colligiani, presieduta da Viola Tofani, e giudice d'arrivo, come abbiamo visto, Simone Lamanda. È partita quindi questa prima manifestazione di giornata, quella del trofeo Società Pistoiesi. La prima gara sarà in ricordo di Ivano Landi, che ovviamente anche lui ha lasciato tantissimo per quello che riguarda il ciclismo. Stiamo vedendo le prime immagini di gara, 56 partenti per questa prima gara, che darà ovviamente anche quello che riguarda il campionato provinciale. Poi per gli allievi ci sarà anche una novità, come abbiamo detto. La gara si intitola Trofeo Società Pistoiesi per un motivo ben preciso, perché è organizzata con la organizzazione OCIP, con la collaborazione delle società del territorio pistoiesi, quindi Polisportiva Mille Luci Ciclismo, Giusfredi Ciclismo, Gruppo Sportivo Vianova, il Team Val di Nievole e il Gruppo Sportivo Le Casette. Quindi veramente un'unione di intenti per togliere quei famosi buchi che ci sono nel ciclismo, e per consentire di fare queste manifestazioni. E pensiamo non ci fosse cosa migliore se non fu fatto già 3 anni fa, nel 2021 se non sbaglio, 2021-2022, una manifestazione simile al ciclodromo. Era una delle prime, una giornata al mattino che gli allievi fu fatto 2 batterie degli allievi, e fu una delle prime giornate veramente di ciclismo giovanile al ciclodromo. La prima abbiamo detto nel 2019. Per ora gruppo compatto, niente da segnalare come stiamo vedendo, mentre siamo intanto con altre immagini, con la formazione del Pirata Cosmetal Vangi Samaricambi, Giuliano Salimbeni. Per lui una vittoria in stagione, quella a Lucca, dove proprio all'inizio della stagione riuscì a trionfare. Si muove anche il corridore del team Cesaro, si tratta di Vincenzo Vito. Occhio a questo ragazzo, 5 vittorie in stagione,
stagione, tra cui 3 in Toscana, l'ultima ad Albergo il 25 di aprile, il giorno della liberazione, in provincia di Arezzo ha vinto. Pensate, nel giorno di Pasqua ha vinto a Pasqua, a Pasqualando, a Pasquetta ha vinto a Calenzano, doppietta per la formazione campana e per Vito, che ha già conquistato 5 successi in stagione, ma occhio anche a Diego Della Polla, che ha fatto 4 vittorie, l'ultima a Lucco, quindi bisognerà sicuramente stare attento. A Edoardo Stefanini, che è il campione provinciale pisano, mentre stiamo vedendo che con le immagini il gruppo, nonostante ci sia la sollecitazione, non rimane sempre compatto. Ricordiamo anche i ringraziamenti alla corsa, al gruppo Michela Fanini, al Bar Giannoni, alla Edil P. Abbiamo visto presente proprio Brunello Fanini, ma è presente anche Romano Giannoni, mentre qui stiamo vedendo dalle immagini che il gruppo è compatto ancora. Siamo ormai a 6 giri dalla conclusione, con le maglie del team Cesaro Franco Ballerini a fare il ritmo davanti, qualche schermaglia, abbiamo nominato magari corridori un po' più in verve, abbiamo detto di Della Polla, di Stefanini del gruppo della Coltano Group, abbiamo detto di Salimbeni, occhio anche a Scacchi, 3 secondi posti in stagione, ed occhio perché parte in questo momento, porta colori da Coltano Group, e si tratta di Samuele Santini, che sta provando ad uscire dal gruppo in questo momento. Siamo a 4 giri alla conclusione di questa prima gara e ci prova la Coltano Group, che ha già 5 vittorie all'attivo per quello che riguarda per il primo anno, con 4 con Della Polla e 1 con Stefanini. Vedremo se quest'oggi, dietro le formazioni della Speedy Bike, occhio al duo formato da Bonuccelli e da Verdini. Sicuramente già piazzati i due, poi eccolo lì in terza posizione abbiamo visto passare proprio Stefanini, e poi è passato anche Salimbeni, dicevamo per lui 2025 che si è aperto a Lucca con la vittoria nella Coppa Torre Guinigi, battendo proprio Della Polla in una volata a 2. Abbiamo visti poi passare e siamo ripreso con, si tratta di Giulio De Angeli, che sta provando ad uscire dal gruppo. Siamo a 3 giri dalla conclusione, altra maglia della formazione della Coltano Group che sta provando ad uscire. Gruppo che per ora è marciato compatto, prova la Coltano Group, prima Santini, ora De Angeli, ci aveva provato con Vito anche Della Polla, attivi anche gli atleti di Aurelio Cesario del team Cesaro Franco Ballerini, con Vito che abbiamo detto occhio a questo ragazzo, 5 vittorie in stagione per lui. 3 in Toscana, l'ultima il 25, intanto c'è un rientro da parte su di lui, atleta della Empolese, si tratta di Ismail Rayadi della Empolese, la formazione del presidente del presidente Gianluca Chiti, che è rientrato in questo momento. Adesso andiamo al passaggio con i due atleti al comando, ovvero De Angeli e Rayadi, che hanno preso un po' di margine sul gruppo tirato in questo momento dagli atleti laziali del Pirata Cosmetal Vangi Samaricambi, che stavano facendo il ritmo. Si avvicina sempre di più il finale e siamo già al suono della campana con un portacolori della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, ovvero Giulio Bisacci, che sta provando ad uscire dal gruppo. Ricordiamo che per loro c'è anche in palio il titolo di campione provinciale, dietro sono le maglie della Pirata, sempre con quelle del team Cesare e quelle della Speedy Bike nelle prime posizioni del gruppo. Le andremo a vedere poi per quello che sarà probabilmente una volata, a meno che Bisacci non riesca ad anticipare. Ricordiamo anche il direttore di corsa Giampiero Morosi, che è il direttore di corsa di questa giornata. Stiamo solo attendendo, tante le persone che si sono riversate qui al ciclodromo Alfredo Martini per questa giornata di ciclismo. Stiamo solo attendendo veramente il finale, ed eccolo qui con la volata con Stefanini che è davanti. Stefanini prova a rimontare Vito con Della Polla sulla destra, Vito sempre davanti, il corridore Campano, ed è la sesta vittoria davanti al duo della Coltano Group e Costruzioni, Stefanini e Della Polla, poi quarto Scacchi, quinto Gallo, sesto Cavallini, poi Bonuccelli, Santini, Verdini e Meniconi, con il campione provinciale pistoiese Lorenzo Petracchi della Polisportiva Mille Luci Ciclismo. La sesta vittoria quindi per Vito, la quarta in Toscana, il duo bravissimi anche quelli della Coltano Group. Noi andiamo alle interviste di Vito. Vincenzo Vito del team Cesaro Franco Ballerini, ennesima conferma per te in Toscana, avevi iniziato a Pasqualando e ti sei ripetuto per la quarta volta e la sesta in stagione. Sì, è stata una vittoria molto bella questa, soprattutto perché sto vincendo molto in Toscana. Questa è stata una gara speciale perché l'ho dedicata a mia nonna, che purtroppo se n'è andata in settimana. I prossimi appuntamenti ovviamente saranno importanti, però ripartire da una vittoria dà sempre morale. Sì, certamente dopo una vittoria ci presenta più forte a una gara, cercherò sempre di dare il massimo. Edoardo Stefanini della Coltano Group e Costruzioni, una gara
vissuta sempre con il comando per voi, perché avete provato più volte a provare a venire via, non ci siete riusciti, sapevate comunque avevate la volata dalla vostra parte, doppio podio che però può dar morale ultimamente. Sì, sì, dal punto di vista tattico non si può dire nulla, siamo stati protagonisti e siamo riusciti anche nel nostro intento, ovvero di far andare davanti Diego dalla parte opposta del rettilineo e io a ruota in modo da fare la volata bene. Poi ovviamente ci ha battuto Vito che va forte, lo sapevamo, però è andata bene. Diego Della Polla, della Coltano Grube Costruzioni, insomma è mancato veramente pochissimo perché avete fatto tutta la perfezione, anche nel finale eravate lì davanti all'ultima curva, venivi da un periodo pieno di successi, però sei sempre lì. Sì, sì, come squadra abbiamo lavorato benissimo e c'era collaborazione fra tutti i compagni, diciamo. Poi all'ultimo doveva aiutare, diciamo, Edoardo Stefanini per fargli vincere la volata e sono partito, diciamo, lungo, poi non è riuscito a vincere, però abbiamo fatto una bellissima gara. Lorenzo Petracchi della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, siete stati anche protagonisti durante la corsa e poi all'arrivo questa maglia che sicuramente dovrai onorare. Allora, è stata una gara dura con molti scatti. Cioè, è stata una gara molto difficile. A chi si dedica questa maglia? Ai miei compagni di squadra, alla mia famiglia e all'allenatore, agli allenatori. Federico Micheli, vicepresidente del Comitato regionale toscano, siamo in uno degli ambienti nato e che porta il nome di Alfredo Martini, il ciclodromo di Ponte Buggianese, che oggi finalmente ha visto veramente tanti ragazzi, già al mattino più di 120 gli atleti al via, poi il ricordo di Piero e delle persone scomparse, una bellissima giornata di sport. Una bellissima giornata di sport dedicata a delle persone che ci hanno lasciato un vuoto immenso nel cuore e nella mente, perché da queste persone tanti di noi hanno imparato cos'è il ciclismo e ricordarle con una giornata così ben fatta, con tutti questi ragazzi, questi bambini, tutte queste famiglie che sono venute a vedere come veramente la provincia di Pistoia ha ricordato questi 4 personaggi, è una cosa che anche a noi come comitato regionale ci riempie d'orgoglio e ci fa ben sperare per il futuro.